Dovrebbe essere il giorno degli innamorati, ma in una villetta a 2 piani del quartiere Commenda a Rovigo in queste ore non ci sono sorrisi, solo abbracci di familiari in lacrime. Per Tino e Renata 2 colpi di pistola e un biglietto lasciato ai figli. Scusateci, ma non ce la facciamo più, la facciamo finita. Tino Bellinello, 87 anni, è rimasto in fin di vita all'ospedale di Rovigo fino al pomeriggio, prima di spirare. La moglie Renata Berto, 78 anni, era invece morta sul colpo. 2 spari con la beretta che l'uomo, ex cacciatore, deteneva regolarmente. La canna prima puntata contro la donna, poi verso se stesso, nel giorno di San Valentino. I perché di questa tragedia sono al vaglio della polizia arrivata sul posto dopo il drammatico ritrovamento dei corpi in camera da letto, in pigiama. Gli inquirenti escludono la presenza di terze persone nella scena del delitto, anche se verranno disposte le perizie calligrafiche sulla lettera, firmata da entrambi. Se venisse confermata, accerterebbe che la scelta di farla finita è stata di entrambi e non solo dell'uomo. Ma è ancora presto per dire con esattezza come sono passate le ultime drammatiche ore nella casa della coppia e quale sia stato il motivo scatenante. In città lo shock è evidente. È una tristezza infinita per una tragedia che non vorremmo mai accadesse, e purtroppo è successo. Adesso ovviamente ci sarà il lavoro delle forze dell'ordine per capire esattamente la dinamica di questa vicenda. Le più sentite condoglianze ai figli e a tutte le persone che conoscevano e che volevano bene a queste due persone. Bellinello è stato in passato un campione di ciclismo, negli anni 50 correva nella squadra Velo Club Mantovani. Con la moglie aveva poi gestito per anni un distributore di benzina in città. Per i figli della coppia un dolore straziante, non si sarebbero mai aspettati una decisione del genere. Nulla, a quanto pare, lasciava presagire una tragedia di questo tipo. L'unica cosa che possiamo dire è che insomma, bisognerà lavorare tutti insieme come comunità per fare in modo che cose di questo tipo non accadano mai più.